Poco più di 10.000 abitanti ed una formazione di pallavolo che si conferma fra le più forti in provincia. Già campionesse in Under 12 e 13, le ragazze di San Vendemiano hanno confermato la leadership anche in Under 14, sconfiggendo a Codognè le pari età della Don Bosco di Castelfranco. Un 3-1 maturato in crescendo, quello ottenuto dalle atlete di Carla Busetti. Pensavamo che non fosse una finale tanto facile e quindi siamo entrate con molta grinta e con la voglia di vincere. Stasera non abbiamo giocato granché bene, forse tanta tensione sia da una parte che dall'altra, però alla fine insomma, abbiamo tenuto un po' di atteggiamento e abbiamo portato a casa il risultato. Tanto lavoro in palestra, le ragazzine che non mancano mai allenamenti, si impegnano e poi tanto carattere. Questo gruppo qua è il terzo anno che arriva in finale, vince, quindi hanno proprio il carattere forte. La nostra forza è la difesa e la ricezione. Manca un po' di attacco perché siamo un po' bassette, ma insomma dai. San Vendemiano è questa croce qua, io sono da 23 anni là, questa è la squadra più alta di tutti gli anni che ho avuto, quindi speriamo che si alzi ancora un pochino, per l'Under 16 magari. Anche la Don Bosco, seconda classificata, conferma quanto di buono visto negli anni precedenti. È una piccola società della Marca e si sta facendo conoscere grazie a queste ragazze. Siamo una piccola squadra, infatti siamo solo in 7-8 così. Si è formata la squadra 3-4 anni fa e diciamo che siamo contentissime per questi risultati. È andata benissimo, siamo arrivate prime sul nostro campionato. Abbiamo sempre dato il massimo e ci impegneremo soprattutto nella fase regionale che ci aspetta successivamente. La Spes Conegliano, esclusa il fotofinish dalla finale, termina il campionato terza, accedendo comunque alla fase regionale. Nella finalina di Fontanelle sconfigge il Mogliano per 3-1. Abbiamo vinto 3-1. È stata una partita un po' difficile perché il primo set siamo entrate convinte, dopo abbiamo calato il ritmo nel secondo, il terzo siamo riuscite con un po' di fatica a vincerlo e dopo il quarto abbiamo vinto 25-8 e abbiamo chiuso la partita. Quarto posto per il Mogliano, la cui squadra in realtà è la Fu Campocroce, altro nome noto nei campionati giovanili Under 12 e 13 delle ultime stagioni. Non abbiamo giocato la nostra partita come sappiamo fare sempre, diciamo che però siamo già perché abbiamo cambiato società e è comunque un grande risultato per noi in ogni caso. Mogliano, Don Bosco, San Vendemiano, tutte realtà di piccoli paesi che però godono di un grosso seguito. È la pallavolo delle prime categorie giovanili in cui un buon lavoro effettuato nel mini volley porta poi a risultati importanti. Il Don Bosco soprattutto non è una società che abbiamo visto spesso nelle finali, però lo stesso San Vendemiano è una realtà piccola, Mogliano lo stesso, Conegliano è l'unica società un pochino più grande, perlomeno di città, di società. Però il femminile soprattutto porta sempre tantissima gente al seguito, genitori e quant'altro seguono queste ragazze in maniera molto, molto forte.